Passiamo all'evento successivo che, se non ricordo male, vede protagonista Vincenzo Tripodo. Vi chiedo scusa, devo andare via. Antonella, un bacio. Vincenzo, sabato 2 dicembre, ore 21, vietata ai minori di anni 18. Allora, sì. Ma perché? Io non riesco a capire. Allora, perché c'è un saggio scritto da Dario Fo, che Lo sceno è sacro, in cui Dario Fo punta, diciamo, gli occhi su come a volte per conoscere un popolo bisogna conoscerne le parole, quelle più intime, diciamo, quelle più bastase, più bastase, no? No? Più bastase. Se non l'avete letto ve lo consiglio, è un testo di un premio Nobel e comunque di uno dei più grandi attori, registi e scrittori italiani, e fa un excursus su tutta quella che è la poesia, il teatro erotico in Italia e anche all'estero, diciamo, nella storia del mondo. Perché La Minata degli Dei? La Minata degli Dei è un testo di Domenico Tempio, Micio Tempio, un nome che circola, diciamo, di nicchia, mettiamola così, di nicchia, non è molto conosciuto perché ovviamente è bastaso e la sua, diciamo, Micio era molto di più di questo, era molto più. Ce ne sono tantissime, però per esempio le sue opere erotiche lui non le voleva pubblicare, circolavano solo, ecco, nei circoli intimi, no? Lui però ha scritto anche tantissimo altro lavoro, tante cose come, che ne so, un dramma su un prete pedofilo, stiamo parlando del 1750 quando è nato, muore nel 1810, già la carestia sulla peste a Catania, quindi è un autore, diciamo, a 360 gradi, che aveva questo piccolo altro aspetto dilettevole dove affrontava anche la sessualità dal punto di vista diciamo dei siciliani. È chiaro che è un grande osservatore, è un uomo che vive la Catania di quel periodo, che vive una Catania di bettole, di prostitute, di gentarella, e ruba al popolo il linguaggio che poi ritroviamo nelle sue composizioni. È estremamente irriverente e chiaramente anche provocatorio. Cresciuto all'interno di un ambiente cattolico, ha frequentato il seminario, come diceva Woody Allen, le donne migliori sono quelle che escono dalle monache, evidentemente. Dico, nella sua follia, comunque, forse l'aver frequentato troppo gli ambienti cattolici ha fatto sì che lui rispondesse in maniera totalmente poi vi lascerei con, ecco, è vietata ai minori di 18 anni, oggi sono abituati a sentirne pure di peggio, diciamo, è un consiglio per chi, però ve lo faccio consigliare direttamente dalle parole di Micio Tempio, cioè quindi lascio il posto a lui, perché proprio lui dice che cupate di sintomi e di stennicchi per non sentire queste cose scialunate, se tu passi lo zucco delle orecchie, che hanno soppreso queste cose zuccherate. Qua noi parliamo da cazzi, da sticchi, da culi, da fottute e da manate. Chi non vola non senta, parlo solo a stonione da fottuto in culo. Mi blocco qua, diciamo, però. Questo sarà sabato 2 dicembre ore 21. Quindi venite confessati. Anche questo non si può mancare. Bene, concludiamo questa carrellata. Ma io sono convinto che saranno tutti molto partecipati.